La spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Sicilia. Ascoltiamo l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, commissario della Nuova Democrazia Cristiana. Ma è una grande occasione per la Sicilia. Stanno arrivando, ci sono già stati assegnati tanti soldi e tra l'altro per i vari comparti che vanno dalla sanità all'agricoltura, all'ambiente, all'informatizzazione, alle nuove tecnologie, all'artigianato, alle attività produttive. Tanti soldi che hanno bisogno di essere programmati e soprattutto che hanno bisogno di essere spesi. Se dipendesse da me, la prima cosa che farei, ma la farei proprio domani mattina, fornirei alla Regione Siciliana di un parco di progettisti, di persone capaci di progettare, persone capaci di non aspettare che arrivino le risorse, ma di andare incontro alle risorse e di andarsele a cercare. Purtroppo questo manca alla Sicilia, basta vedere i risultati dei soldi che abbiamo perso negli ultimi mesi. Questa è la prima condizione. Quando avremo fatto una squadra di progettisti, ma non parlo soltanto di ingegneri e architetti, parlo di ingegneri, architetti, di economisti, di agronomi, di tutto quello che serve perché le risorse che arrivano possano essere ben vincolate. Ecco, fatto questo e dando fiducia a queste persone, l'altra cosa che farei, non avrei paura a spendere. Il nemico più grande delle risorse è l'amministratore che ha paura a spendere, che si preoccupa. Vero è che viviamo una Sicilia difficile, martoriata, ma proprio per questo merita di essere amata di più. Però questo non può e non deve spaventare gli amministratori nell'avere il coraggio di attivare le procedure per fare le gare d'appalto e spendere. Ma questo è rischioso, ma sarà anche rischioso, ma si potrà pagare qualche prezzo anche senza aver fatto nulla di illegale, però questo va fatto perché sarebbe un reato ancora più grave avere le risorse e non spenderle per paura che attivando le procedure si possa incappare in qualche guaio giudiziario. Ecco, queste sono le prime cose che io farei, perché se si fa questo, si spendono i soldi, le imprese lavorano, le imprese che vincono le gare assumono le persone che lavorano comprano il pane, la carne, la pasta e pagano le tasse, e le tasse che vengono pagate vengono introitate dal bilancio della regione siciliana che attiva altre risorse per continuare a lavorare. È un meccanismo. Se si ferma questo meccanismo è finita la Sicilia e il prezzo lo pagano i siciliani.